Ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna, conduce Laura Ravetto. A voi la linea. Grazie caro Lawrence, amici e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, anzi buon pomeriggio, visto che sono le 15, 9 minuti e 22 secondi. Io sono Antonino Danna e questa è l'altra metà della radio, la rassegna stampa al femminile, che però è condotta dalla nostra padrona di casa, che è Laura Ravetto. Vediamo se è già con noi, se ci ha raggiunti attraverso il telefono. Laura c'è? Vediamo un pochino. No, la richiamo, sembra che sia caduta. Non c'è problema. Allora, vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, potete sostenere la radio, ma soprattutto è diventato un giornale online, quindi mi raccomando, fesso chi non legge radiolibertà.net, perché trovate appunto il liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, trovate i giornali commentati da Giulio Cainarca, le pillole delle trasmissioni, trovate anche Vittorio Feltri e poi tutte le firmissime, quindi direi che siete quanto mai bene accompagnati, andatela a visitare. Oltre a questo, insomma, il tema della puntata odierna alle 15, 10 minuti e 35 secondi naturalmente sarà in prevalenza la povera Sharon Verzeni. Sentiamo che cosa ha da dire la nostra Laura su questo tema. Francamente, vedete, ci saremmo aspettati tutti una ripresa un po' più serena per questa rubrica, ma visto dal punto di vista dei contenuti, ovviamente. Ma purtroppo, come vedete, i contenuti non ci danno assolutamente requie, i contenuti non ci danno pace, perché purtroppo, come diceva il buon Alessandro Dumas, io preferisco i malvagi ai cretini, perché i malvagi almeno ogni tanto si riposano. Qui abbiamo un cretino che è anche malvagio e quindi figuratevi un po' voi. Purtroppo di cretini malvagi ultimamente in giro ce ne sono assai. Sempre fatte salve tutte le garanzie ovviamente costituzionali di legge e quant'altro, resta il fatto che questo signore Sangaré ha ben pensato di uscire di sera con 4 coltelli addosso e aveva questo feeling che doveva uccidere e ha beccato Sharon Verzeni, colpevole, pensate un po', di fare jogging alle 11, alle 23 in un paese del profondo nord, quindi con illuminazione stradale, telecamere, eccetera, 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 e che in quanto donna aveva tutto il diritto di fare quello che cavolo voleva della sua vita, e invece no, questo signore ha ben pensato di fermare la bicicletta, scendere, prendere il coltello, dirle ti chiedo scusa per quello che ti sto per fare, e poi cominciare ad accoltellarla mentre la povera Sharon domandava perché. Raffica di polemiche, lo sapete, di tutti i tipi, e adesso, se riusciamo ad avere Laura con noi, naturalmente sentiamo il suo di parere, perché è chiaro che dal suo punto di vista, responsabile pari opportunità della Lega, chiaramente ha il diritto di dire ampiamente la sua, anzi il dovere di dire ampiamente la sua. Una cosa che possiamo fare in attesa di recuperare Laura è aprire il telefono allo 0292947222 oppure 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, a commento della situazione, a commento naturalmente della storia della povera Sharon. Aggiungerei, pur non essendo un femminicidio, ma è comunque un matricidio, perché voglio dire, uno di 17 anni che ammazza sua madre, ed è questo ragazzo che ha ben pensato di far fuori tutta la sua famiglia, perché diceva di trovarsi male, di stare male nella famiglia. Io non lo so, io credo che generalmente si dovrebbe parlare, se c'è del malessere in una famiglia è meglio parlare,
ammazzare gente. Poi, vabbè, qui ci sono tutta una serie di variabili che noi non conosciamo e che gradualmente poi attraverso l'attività degli inquirenti ci farà capire che cosa è voluto venire fuori, che cosa ha spinto questo ragazzo a compiere un gesto del genere, che rimanda tra l'altro a pagine nerissime di cronaca che, ripeto, dagli anni 70 in poi hanno insanguinato non poco le pagine dei giornali. Quindi anche questo è un tema sul quale la riflessione deve esserci e deve essere naturalmente molto acuta, molto attenta, perché c'è da domandarsi che cosa stiamo diventando, che umanità sta venendo su, con quali principi, con quali remore, perché la remora, l'idea del fermarsi, l'idea che ci sia un limite, che certe cose non si debbano nemmeno pensare, e invece, ahimè, che dobbiamo fare? Queste cose accadono e sono cose abbastanza drammatiche. Comunque, il telefono è sempre aperto qui per voi, 0292947222, se volete intervenire, se volete commentare naturalmente. Oh, pronto, Laura? Sì, mi cadeva sempre la linea. Però un po' ti ho ascoltato. Come stai, Antonino? Ora meglio. Bentornata. Senti, grazie. Come avrai visto, sono tornata, come si dice, in grande spolvero, nel senso Sì. che ho passato 3 giorni a sentirmi dare della sciacalla. Sì, veramente. L'ondata di insulti si è sentita forte fino a qui, cara Laura. Ma appunto, entriamo subito in tema. Sciacalla perché? Ma allora, io stamattina ho avuto anche modo di precisare in una trasmissione dove mi hanno lasciato parlare, perché dopo 3 giorni che assistevo a trasmissioni che mandavano la mia dichiarazione, il mio tweet senza la mia dichiarazione, mi davano della sciacalla, ma io non ero invitata, quindi non potevo mai, dedicare alle stupidaggini. Gli assenti hanno sempre torto, si sa. Ecco, esatto. Invece oggi ho potuto precisare bene, perché non era già ascoltato, ma che taluni inizia a farlo servire un caffè. Allora, questo è della povera Sharon, io ho fatto Spostati un po' perché il segnale è deficitario. Ti sentiamo un po' male, Laura. un piccolissimo ufficio a Roma, quindi ho difficoltà. Prova ad andare verso la finestra perché non vai e vieni. Vediamo un po' se la nostra Laura riesce a entrare in connessione con noi, perché chiaramente. Però, come vedete, certo che questa vicenda ha pesato anche su di lei con delle accuse francamente disgustose. Laura, si chiama Laura, vedi se riesce a farsi viva attraverso Skype, se è possibile, o WhatsApp, vedi un po', perché effettivamente siamo un pochettino in difficoltà con il collega. Vedete, parliamo tanto tecnologia qua e là e ancora siamo a ti sento metallico, non ti sento, vai verso la finestra, vediamo se ti si sente. Allora, intanto vi voglio leggere una cosa che è stata scritta da Daniele Dell'Orco sulla Verità, il quale mette tutto il dito nella piaga e fa anche bene, già che ci siamo. Piazze vuote e bocche cucite, se l'uomo bianco non c'entra, le femministe restano in vacanza. Quanta differenza con i casi Tramontana e Cecchettin. Per il delitto di Sharon non si parla di patriarcato e sparisce il femminicidio. A sinistra non c'è caso politico, perciò cala il silenzio. Continua Daniele Dell'Orco sulla Verità. Dicasi fenomenologia la pregiatissima dote di analizzare il modo in cui si manifesta un fenomeno piccola postilla, reale. Oggi viviamo invece al tempo in cui prima un fenomeno si crea e poi si prende in esame. Il fanatismo femminista, ad esempio, si basa su 2 capisaldi, che è il patriarcato come genesi di qualsiasi oppressione contro le donne e il femminicidio come ultima affermazione del primato del maschio.
Queste colonne portanti si scontrano però fra loro immediatamente, perché il primo assunto è assoluto, il secondo è relativo. Basti pensare alla macabra conta dei femminicidi annuali che i movimenti rosa talebano rimproverano al Ministero dell'Interno di non tenere. Loro che invece la lista la stilano basano il calcolo estrapolando dal totale degli omicidi prima i casi in cui la vittima è donna e poi stornando da questi ultimi tutti gli scenari privi di contesto relazionale tra oppresso e oppressore. Solo ciò che resta, una volta caduti tutti i petali della margherita, merita di rientrare nella categoria femminicidio. Ecco, siccome il caso di Sharon Verzeni non possiede tutti i crismi e non torna ideologicamente utile, è lecito spazzarlo come polvere sotto al tappeto. La disparità di trattamento con due tra i più efferati assassini dello scorso anno, quelli di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano, è impietosa, sgradevole. All'epoca, per giorni, tutti i media, sociologi, politici, anzi, le politiche, rilanciarono il teorema della responsabilità collettiva. I boia, Filippo Turetti e Alessandro Impagnatiello non erano dei disagiati criminali, bensì l'espressione di un male congenito insito in ogni maschio, bianco ed eterosessuale. Allora, scusami un attimo, Lorenz, è arrivato un messaggio, mi sta scrivendo Laura, sentiamo un attimo. Mi chiamate? Dice lei. Va bene, senti, chiamiamo con WhatsApp, Lorenz, quindi come facciamo? Dobbiamo chiudere Sì, metto una canzone la... intanto vi chiamo. Va bene, ok, perfetto. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck. A voi la linea. No, niente, non vi sentite su WhatsApp, non vi sentite. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. So I'll go, I will go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits,
means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So I'll go. I will go, go, go. Another time, step out of space. Your eyes looked from your mother's face. Wildflower seed and the sand and stone. May the four winds blow you safely home. Roll away, you. Roll away, you. Roll away, you. Roll away, you. Vediamo se ce la facciamo adesso. Io ci sono. A voi la linea, Oh. ecco, adesso vi sentite tutti e due. Perfetto, perfetto. Allora, Laura, stavi dicendo, ti hanno dato della sciacalla. Sì, per 3 giorni, mi scuso con i telespettatori, però c'è questo sistema per cui certe volte non si capisce perché io e Antonino ci autoannulliamo. Cioè se parla lui cade la linea a me, se parlo io cade la linea a lui, quindi mi scuso con tutti. Comunque è successo questo, tutti sappiamo dell'efferato omicidio della Sharon Vergeni e quando c'è stato questo fatto io immediatamente ho fatto un'agenzia in cui ho immediatamente come prima cosa dato solidarietà ovviamente alla famiglia e poi ho fatto un tweet e mi sono anche chiesta insomma se un fatto così grave non dovesse portare a delle riflessioni che ho declinato in un tweet successivo in cui mi sono chiesta, cittadino italiano nato a Milano, è opportuno che vogliamo questi come nuovi cittadini? Sono stata sommersa da critiche di sciacallaggio dalla sinistra. Allora spieghiamoci, perché ho avuto questa reazione, Antonino? Perché quando i giornaloni, cioè i giornali di sinistra, danno notizia dell'omicidio della povera Sharon, non si limitano a fare una cosa che dovrebbero fare sempre e che di solito fanno, cioè dire assassino, nome e cognome. Perché precisare la nazionalità, la cittadinanza? Invece loro no, loro escono dicendo assassino, nome e cognome, cittadino italiano. Ma sai, un assassino è un assassino. Perché devi precisare cittadino italiano? Allora il mio primo quesito è, ma la propaganda, la sciacallaggine, la strumentalizzazione la fanno i giornaloni che devono precisare il cittadino italiano o lo faccio io che poi replico anche in maniera diciamo non ironica ma provocatoria del tipo questi sono quindi i cittadini italiani che vuoi? Insomma la domanda è greipsa, qual è la verità Antonino? È che io oggi ho detto una cosa in TV, eventi come questo ci dovrebbero far riflettere ancora di più sull'opportunità magari di revocare la cittadinanza in alcuni casi. Perché noi già oggi leghiamo la revoca della cittadinanza al compimento di determinati reati, quelli legati al terrorismo, e lo facciamo
perché il decreto sicurezza voluto da Salvini, il primo decreto sicurezza, ha introdotto questa norma. Non sarebbe il caso oggi di provare, e chiediamolo ai nostri ascoltatori, a introdurre anche la revoca della cittadinanza in caso di reati efferati come l'omicidio e il femminicidio? E ricordiamoci che in questo caso non si parla di femminicidio, perché è stata uccisa una donna, ma quest'uomo era uscito di casa tanto per uccidere, con il programma di uccidere, e gli è capitata di fianco davanti la povera Shannon. Ma non sarebbe il caso di ragionare quindi non solo sul fatto che la cittadinanza deve essere sicuramente frutto di un percorso e che ci sono dei casi di automatismo, come quando uno nasce in Italia, ma non sarebbe il caso allora di ragionare sulla revoca? Cioè non possiamo iniziare a dire che di fronte a dei reati particolarmente efferati non si è degni di essere cittadini italiani? Naturalmente adesso piombano di nuovo critiche, dicono e quindi anche al 17enne che ha sterminato la famiglia, e quindi anche... Sì, ma infatti io sono un avvocato, io so che quando si introducono delle regole devono valere per tutti, salvo poi il caso che ci dovrebbero essere degli accorgimenti, no? Perché Sì. è chiaro che non puoi andare nella polidia. Quindi per esempio quando è legata alla revoca della cittadinanza ai reati di terrorismo si può fare non solo quando c'è una sentenza passata in giudicato, ma anche quando ci sia una possibilità di doppia cittadinanza. Però ecco, voglio dire, è una proposta, è sul tavolo, e tra l'altro una riflessione che ha fatto lo stesso segretario Salvini, che ha una fetta di partito, ha proprio introdotto il concetto, ed è una proposta che non è che la Lega fa oggi perché c'è il caso di cronaca della povera Sharon, no, è una proposta che in Lega si discute da tempo. Ecco, quindi l'argomento non è assolutamente sciacallaggio o dintorni, resta sempre il punto di fondo. Integrazione, la stiamo facendo bene? La stiamo facendo nella maniera adeguata? A mio modesto avviso, no. C'è poi anche un altro fatto. L'altro fatto è che si parla tanto di una potenziale fragilità psichica di Sangaré, ci saranno le perizie, si discuterà ovviamente al processo, eccetera, eccetera, e però allora a maggior ragione, ma scusate, uno che ha sti problemi, con la testa non ci stava, abusava di droghe, aveva occupato una casa, c'era stato il codice rosso. La madre e la sorella, picchiava Ecco. la madre e la sorella. E oggi mi sono Perché sentita dire da nessuno una ha fatto giornalista di niente? sinistra che quella era una famiglia integrata e che lui aveva bisogno degli assistenti sociali. Quello aveva bisogno di essere già in galera, semmai, Antonino. Già in galera, semmai. Cioè, c'è sempre questa cosa, dice, vabbè, finché non fanno niente, finché non denunciano, finché non c'è questo, finché non c'è quello. Cioè, secondo me, davanti a certe cose, lo Stato, gli uomini e le donne dello Stato dovrebbero agire a prescindere d'ufficio. Cioè, uno che ha regolarmente riempito di mazzate madre e sorella, e uno che può continuare a stare in casa sua, anche se madre e sorella non lo denunciano, perché Sì, poi comunque, uno così va, si c'è anche una cosa droga in e più. poi esce. Sì, però Antonino, però possiamo anche legarlo all'immigrazione e all'integrazione, perché non è che io ho paura di dirlo, io non sono né xenofoba né razzista, sono favorevole a qualunque forma di integrazione, sono contenta che il ministro Valditara abbia potenziato l'insegnamento della lingua per tutti gli studenti stranieri nelle nostre scuole. Però dobbiamo iniziare a dirlo, che questo è il classico esempio di ragazzo di seconda generazione che si faceva il film di diventare chissà quale rapper famoso, poi si è trovato disoccupato e che l'integrazione passa dall'occupazione, dalla realizzazione personale, e che quindi stava disoccupato, sbandato in giro per le nostre strade. Possiamo dirlo? Possiamo dirlo che questo non è un modello che dobbiamo alimentare, oppure vogliamo finire come la Francia? Perché se vogliamo finire come la Francia è piena di trapper disoccupati. Io non voglio arrivare lì. Infatti, nemmeno io voglio arrivare lì, e vorrei, anzi, a maggior ragione, perché poi vedi una cosa che io non ho molto gradito di questa vicenda, cioè dire, o meglio, non la condivido, dire Sharon si è trovata al posto sbagliato nel momento sbagliato. Sharon poteva essere anche nuda su quel marciapiede a fare footing, ma nessuno avrebbe dovuto toccarle, ma manco l'unghia del piede. Questo è il punto. Ma tu sai
tu sai quante amiche ho che erano abituate ad andare a correre di sera al parco e non ci vanno più? Ora vogliamo raccontarci che tutte queste persone non ci vanno più perché il tessuto sociale italiano è cambiato, nel senso che i loro coetanei di 20 anni fa si sono incattiviti e quindi adesso se li incontrano nel parco hanno paura? O vogliamo dire che forse quando tu vedi così tante persone buttate a dormire, abbandonate a se stesse, nelle stazioni, nei parchi, come donna ti può venire un po' di paura e desideri probabilmente che queste situazioni siano in qualche modo regolate? Ecco, poi noi siamo al governo e infatti noi abbiamo ridotto i flussi d'ingresso, infatti noi stiamo votando un decreto sicurezza che a maggior ragione darà di nuovo risorse alle forze dell'ordine, però vogliamo anche iniziare a dire che anni e anni di buonismo, di teorie dell'accoglienza hanno fatto sì che è stato promesso agli stessi immigrati un futuro che qua non sarebbe stato possibile, con il rischio di creare seconde generazioni allo sbando. Vogliamo iniziare a dire che c'è un tasso del 60% di commissione di reati sulla popolazione carceraria immigrata, che rispetto ai numeri degli immigrati rispetto a chi è nato in Italia è un numero abnorme in proporzione? Vogliamo iniziare a dire che c'è un problema di integrazione perché non abbiamo le possibilità come Stato di dare un lavoro in maniera illimitata a chiunque arrivi sul nostro territorio? Vogliamo iniziare a dire che quando sente lucubrazioni sullo Youth Schole, questo assassino di Sharon le scuole le aveva fatte qua e che quindi la scuola è un elemento dell'integrazione, ma non è e non può essere il solo elemento di integrazione? Vogliamo invece di attaccarsi alla cittadinanza o no? Perché quel cittadino italiano per i giornaloni era come dire un integrato. Vogliamo iniziare a dire che cittadinanza in maniera automatica non significa necessariamente integrazione? Infatti. Aggiungerei una cosa, guarda, di questo io ne parlavo con la professoressa Bono, ma lo voglio raccontare anche a te a proposito della futilità del concetto di Ius Scholae. Negli ultimi anni in cui mia madre insegnava, quindi stiamo parlando 2007-2008, alla scuola media giù a Vibo Valentia, quindi non stiamo parlando di Milano, la grande metropoli, nella sua classe c'era questo ragazzino cinese, molto bravo, molto preparato, studiava, si impegnava, aveva imparato bene l'italiano, eccetera, eccetera. Un bel giorno, poco prima degli esami di terza media, lui viene e dice: ah, per me questa è la fine della scuola, perché io prenderò la licenza media, dopodiché me ne andrò a lavorare nel negozio dei miei. Dice: perché? Perché così vogliono mio padre e mia madre e io devo rispettare la loro volontà. Ecco, io vorrei capire, no? Uno che dopo 8 anni di scuola in Italia viene strappato alla scuola e messo lì a lavorare dentro al negozio perché Deng, quando aprì la Cina al mondo nel 79, disse: compagni, adesso arricchitevi. Ecco, questa è una storia di integrazione o una storia di ghettizzazione? E allora che cacchio me lo raccontate a fare lo Ius Scholae? Lo chiedo a te. No, guarda, io ho un aneddoto molto simile. Qualche anno fa, forse 5 anni fa, io sono andata a Parco Sempione e sono arrivata anche un po' ingenuamente. Mi sono messa in una parte del parco vicino al campo da pallacanestro e c'erano tutti questi ragazzi di nazionalità straniera che giocavano a basket e a un certo punto arriva questa mami, cioè questa signora che intuisco subito essere signora molto rispettata nell'ambito di questa piccola comunità, perché poi arrivarono una 50 tra ragazzi e ragazze. E questa signora arriva con del cibo, si siede e inizia a distribuire il cibo per tutti i ragazzi che giocavano a basket e si fa aiutare da delle ragazze. A un certo punto una ragazza si mette a parlare con questa mami e le dice che vuole iniziare, giuro, è andata veramente così, a lavorare come commessa in un negozio. E questa mami le risponde che no, che lei doveva continuare a cucinare, così mi ricordo, per la comunità e per suo figlio, di cui era moglie. L'ha detto che non si fa mai i cavoli suoi,
quindi forse sono stata anche un po' avventata, nel senso che sai che io poi entro sempre nei dibattiti, so che mi devo fare gli affari miei, ma forse anche fatto bene a non farmeli. Io mi sono avvicinato e ho detto: scusi, ma se lei le sta dicendo che vuole andare a lavorare, perché le deve dire che non può? E questa ha iniziato a aggredirmi, a dirmi che ero una razzista, di tutto, che lei aveva l'orgoglio africano, insomma tutta una discussione, era anche diciamo abile nella conversazione, quindi ho lasciato perdere, però il mio era un intento davvero benevolo, non era provocatorio. Cioè sentire da un'altra donna, dire a una donna: no guarda, non funziona così, tu devi fare il mio percorso, cioè tu devi sfamare la comunità, ecco, quella integrazione, ma probabilmente quelli avevano tutti la cittadinanza italiana, io questo non lo so, neanche mi interessa, però per me quella non è integrazione. Cioè, no, queste sono le banlieue, l'origine delle banlieue. Non lo so, però sicuramente, visto che da sinistra ce la menano continuamente col patriarcato, forse fare un'analisi loro stessi sugli immigrati di seconda generazione che abbiamo in Italia e su come vengono trattate le donne la dovrebbero fare. Guarda, lo sai, io non sono una propagandista sull'immigrazione, lo sai bene, io dico quello che penso e quindi ben venga il massimo della possibilità di integrazione, figurati. Però ci tengo che per diventare cittadini italiani, per rimanere qui, questo sia il frutto di un percorso. Per esempio sarei una, ti dico con tranquillità, che si batterebbe ancora di più e penso che questo Ministero degli Interni lo farà, perché a 18 anni effettivamente le cittadinanze si possono avere subito. Non staremo neanche a dibattere dello Ius Scholae di 10 anni della slime di italiani, perché iniziando la scuola a 6 anni, dopo 10 anni, se la cittadinanza venisse data subito a 18 anni, staremo parlando di fatto di anticiparla di 2, quindi sarebbero anche delle proposte così quasi di colore le loro, no? Il problema non è lo Ius Scholae, il problema è che a 18 anni, quando richiedono la cittadinanza, questa dovrebbe arrivare velocemente. Quindi io sono assolutamente favorevole a chi effettivamente ha dimostrato di voler rimanere sul nostro paese e ne condivide i valori. Però vogliamo iniziare a fare una riflessione affrontando veramente il tema, se per esempio in tutte le comunità islamiche la donna è trattata secondo i nostri valori, se non dovremmo fare delle verifiche in tal senso, se le ragazzine di queste famiglie vanno tutte a scuola, se effettivamente sono libere di intraprendere una professione. Ecco, insomma, fuggire da questo dibattito, come fa la sinistra, addirittura ti dico oggi la giornalista dell'Unità, la Fusani, insisteva sulla follia di questo assassino di Sharon. Sì. Ma come si fa a insistere? Poi lo deciderà un processo, ma sembra quasi che per loro, se un uomo diciamo di 3 generazioni italiano uccide sua moglie e lì dico giustamente un becero assassino che deve andare in galera a vita per gettare la chiave, giustamente lo condivido, però poi se succede all'immigrato, allora bisogna precisare che è cittadino italiano, bisogna precisare che mentre la uccideva chiedeva scusa alla vittima, bisogna precisare che probabilmente era pazzo, anzi secondo loro lo era sicuramente, anche se è uscito di casa con 4 coltelli e ha cercato di nascondere di modificare la sua bicicletta. Cioè non è propaganda questa, Antonino. Io dico che tutti vanno trattati nello stesso modo. Gli assassini sono assassini, non che si fa del buonismo con l'assassino di origini straniere. Ecco, non sono io che faccio il saccallaggio, perché tu lo sai bene, quando sono in presenza di femminicidi, io quei mostri che sono per lo più nelle famiglie italiane, e io lo dico sempre, e mi batto perché questo non si spiega, con pene più severe, con proposte di legge, però ecco, non è la loro anche una propaganda dall'altra parte quando si tratta di interlocutori di origini straniere? Infatti, c'è sempre questa, come potremmo dire, questa remora, no? E allora, sai, mi verrebbe voglia di dirti che vorrei la pelle non bianca, di un altro colore. Così sarei protetto anch'io, potrei fare qualunque porcata. Che ne dici? Cioè, se qua stiamo arrivando al punto che alla fine il colpevole è sempre un maschio, bianco, eterosessuale, Mimmo Lucano che dice è colpa di noi bianchi che siamo andati a colonizzarli. Ora, scusa se non sono molto fine, ma che cazzo c'entra questo con un dramma del genere? Io vorrei capire. Un po' quello che c'entra quanto ha dichiarato oggi una scrittrice che è stata riportata, mi pare, da Repubblica,
un'attivista anche dei diritti africani, benissimo, la quale ha detto che l'omicidio di Sharon è una rappresentanza plastica di un doppio patriarcato. Ma cosa c'entra? E quale sarebbe il doppio patriarcato? Il picchiare la sorella e l'aver ucciso Sharon. Ma si può parlare di patriarcato? Qua dobbiamo parlare di un becero assassino che deve essere sbattuto in carcere, se verrà verificato, perché chiaramente spetta un processo, sbattuto in carcere. Non è propaganda anche lì dire che il tema è il patriarcato? Il tema è il patriarcato? Il tema non sarà di una persona che, come dici tu, era allo sbando, viveva, come ha detto la sorella, di notte, non di giorno, picchiava la madre, occupava un immobile. No, il problema è del patriarcato? Cioè questa non è strumentalizzazione, non è propaganda? No, addirittura del doppio patriarcato. Tra un po' avremo pure il patriarcato triplo, tipo il caffè, non lo so. Buongiorno, un espresso e un patriarcato doppio. Ma non lo so veramente, io sono esterrefatto. Qui ti indicano la luna, ma alcuni vedono soltanto il dito o il dito che vogliono vedere loro. Attenzione, perché manco quello giusto alle volte capita che guardino. E questo lascia molto riflettere. E poi il risultato politico qual è? Che la gente in Germania vota per l'AfD. Esatto, e io che sono invece di un centrodestra e mi onoro di far parte di un centrodestra che è conservatore ma non è estremista, non ho piacere, avrei bisogno di una sinistra che invece di spingere sull'ideologico, di negare i problemi, poi in realtà alimenta appunto le frange più estreme di tutti i partiti, a sinistra come a destra, tant'è che è dimostrato che i flussi di voto in Germania verso l'FD sono arrivati anche dalla sinistra estrema. Cioè qua poi con questo rifiutare il confronto, con questo approccio ideologico, non si ha più il rapporto tra centro-sinistra e centrodestra, si ha il rapporto tra sistemico e antisistemico, che è proprio la cosa che fa peggio secondo me alle società. Infatti, perché poi la gente a quel punto vota per protesta e vota quello che ti viene a proporre, no legge e ordine, ma direttamente l'olio di ricino. Cioè la gente poi decide, non è che in Germania improvvisamente hanno scoperto di essere tutti nazisti. Come diceva giustamente stamattina Roberto Giardina a Zoom, intervistato dal sottoscritto, posso capire che il 20% magari di chi li vota siano dei neonazisti, ma l'80% è tutta gente incazzata, perché la gestione dell'immigrazione anche in Germania ha fatto un enorme fallimento. Esattamente, due sono gli elementi, l'immigrazione e l'ideologia ambientale, che ha portato la Germania di fatto in recessione, perché un suicidio, hanno chiuso le centrali atomiche. E nessuno nega che si debbano perseguire obiettivi ambientali, ma devono essere coerenti da una parte con lo sviluppo economico e dall'altra bisogna fare in modo che a pagare questo sviluppo ambientale non siano per lo più i fragili. Quindi voglio dire, delle persone deboli economicamente. Quindi che la sinistra ignori questi due temi è gravissimo, perché porta appunto a delle situazioni che non vanno bene né da una parte né dall'altra. Vabbè, vorrà dire che ieri hanno ricevuto una brutta sveglia in Germania. Può darsi che il 5 di novembre la brutta sveglia suoni anche negli Stati Uniti d'America. Tu che dici? Sì, però poi l'hai visto, cioè la sveglia l'avevano già avuta a livello di Unione Europea, che il messaggio era molto chiaro, e nonostante ciò hanno preferito le trame di palazzo. Si sono messi d'accordo tra di loro, purtroppo anche con qualche nostro alleato, diciamo così, un po' più centrista, hanno ignorato la richiesta di una grandissima parte di cittadini europei, di votanti europei, e hanno preferito le trame di palazzo. Poi si stupiranno se ancora di più i partiti di destra cresceranno, non si dovranno stupire, perché non puoi rispondere alle esigenze dei voti con di fatto un'elite che decide senza consenso popolare e in spregio a quello che è la richiesta di un cambiamento. Infatti, e in questi casi poi appunto nelle urne l'elettorato se lo ricorda e come, perché non è che se la gente non va a votare è colpa di questa, è colpa di quella, è colpa anche di
di scelte politiche di questo genere, di decisioni che vengono prese alla faccia della volontà popolare. E poi la gente si infuria. E prima o poi capita che ti vota 10 volte contro. E poi bisogna anche dire che quando si insediano dei governi di centrodestra come il nostro, guarda caso, con le nostre ricette, notizia di oggi, noi, nonostante tutta l'Europa non sia in fase, diciamo, positiva di crescita, l'Italia è il paese che cresce di più. E la disoccupazione è da decenni. Questa dimostrazione che, al contrario di come la sinistra vorrebbe sempre dipingerci, cioè come quelli che negano i diritti e sbraicano frasi xenofobe e cattive, noi non soltanto siamo nel perimetro dei diritti di tutti però che vanno bilanciati, ma abbiamo le ricette economiche giuste. Cioè non capire che anche questo continuo portare tutto sul temi dei diritti, i temi del woke, i temi senza tenere conto che le persone hanno esigenze economiche di crescita e di benessere, è un errore. Poi ecco, non voglio dare troppi consigli alla sinistra che sta già messa troppo male, però se la sinistra si volesse risollevare, invece di pensare di fare i tavoli tra Renzi e Conte a decidere chi sta con l'Harris e chi sta con Trump, dovrebbero ripartire dagli operai. Ma loro non sanno più partire dagli operai, perché gli operai votano a destra. Infatti. Quindi c'è poco da aggiungere, cara Laura, c'è poco davvero da aggiungere. E vabbè, la sveglia poi arriva di nuovo nella come si dice, all'interno della cabina elettorale, dove, come diceva la buonanima Igoreschi, Dio ti vede e Stalin no. Senti Laura, si sono fatte le 15:50. Dimmi almeno una cosa nella quale possiamo sperare, perché oggi in fondo siamo tornati a scuola. Beh, ti ho detto, speriamo nella crescita del nostro paese. Hai visto, i dati economici sono positivi. Adesso abbiamo davanti un'agenda importante, come sai l'autonomia di fatto è portata a casa. Adesso iniziano le negoziazioni sulle materie non DEF da parte del ministro Calderoli con le regioni. Poi ci sarà anche il finanziamento degli EFE, io ho già detto che importanti, come quella ambientale, come quella della sanità, che già di fatto ANG ha una soluzione. Entro la fine del mandato, come si è espresso, avremo credo tutte le materie, io ho detto l'estate, ecco, tanto per essere chiari. Io per esempio ho molta speranza nella questione dell'autonomia, perché finalmente ci sarà, di fronte a una spesa che il nostro Stato ha di 1.150 miliardi, un sistema per cui il cittadino può controllare in maniera più diretta come vengono spesi questi soldi. Perché non è che non ci sono i soldi spesi in questo paese, no, il problema è come sono spesi. Come diciamo spesso, no? Se a parità di risorse per facilitare alle regioni sia per la comunità della popolazione, per quindi finanziamento della Lombardia e spesso della Campania, però in Lombardia tutte funzioni, in Campania no. Se in Veneto hanno 4,6 milioni di persone che ci vivono e in Campania ne hanno milioni in più, ma in Veneto spendono la metà per i servizi e per i beni, vorrà dire che questo è un tema di gestione delle risorse. Quindi io se devo vedere speranza la vedo nell'applicazione serva di un'autonomia fatta di capacità e di trasparenza nei confronti del cittadino. Esattamente, meglio non si poteva dire. Laura, allora, noi chiudiamo qui, ci ritroviamo il 23 di settembre perché hai alcuni impegni ufficiali e quindi ci ritroveremo tra 2 settimane, va bene? Ci ritroviamo tra 2 settimane, sì, perché il 9 non posso e il weekend successivo ci sarà Sammy, quindi mi stai dicendo? No, ci sarò sempre io. Allora, no, è vero, no, c'è Sammy il 23. Non è il 23, ma è prima, ci vediamo prima e vediamo un attimo come evolverà la situazione, però mi sembra appunto che anche con, hai visto, il nuovo incontro tra i leader, mi sembra che questo sia un governo che sta dimostrando di portare avanti, diciamo, i dossier e quindi sono convinta che sarà un bell'anno. Lo penso anch'io, grazie Laura, come sempre. Un abbraccio a tutti, un saluto a tutti, grazie. Ciao. E allora noi chiudiamo qui la nostra puntata.
Ringrazio anche Lawrence in regia. Ci salutiamo con Mia Martini, Gli uomini non cambiano, del 1992. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci con la programmazione della rete e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Laura Ravetti e Antonino Danna. Buongiorno. Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore, poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi 1000 notti perché invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Piansi anch'io la prima volta, stretta a un angolo e sconfitta. Lui faceva e non capiva perché stavo ferma e zitta. Ma ho scoperto con il tempo, e diventando un po' più dura, che se l'uomo in gruppo è più cattivo quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma